Potremmo definirla quasi una rivoluzione per il trasporto pubblico, quella prevista per il 2020 da parte di Mobilità di Marca, che in parte è già cominciata qui, a ridosso della stazione ferroviaria. Siamo in via Melchiori e questi sono i sacchi della bonifica del sito dove verso metà del prossimo anno sorgerà questo complesso composto dalle corsie per i mezzi, dalla biglietteria e da un'area di accoglienza. A questo cantiere si affianca anche il nuovo polo logistico. Qui siamo in via Forche e dove ora ci sono cumuli di terra sorgerà il deposito mezzi, gli impianti di rifornimento ma anche il lavaggio bus e l'officina. 20.000 metri quadri di proprietà MOM che con questa operazione molto simile a Treviso punta a tagliare gli attuali costi d'affitto. Fin qui la parte immobiliare, ma la vera rivoluzione dei prossimi anni è nell'offerta ai cittadini e non solo di Castelfranco. Riguarda un'area più complessa, un'area che interessa anche i comuni di prima cintura, che interessa circa 80.000 persone, quindi cittadini, e che riguarda anche i comuni oltre di Castelfranco, di Resana, di Castello di Godego, di Riese e di Vedelago. Ecco, si parla di quanti chilometri all'anno? Si parla di circa 260.000 km all'anno, è un servizio diverso di tipo urbano e suburbano rispetto al servizio urbano che è quello attuale. Nell'ipotesi quante linee? Sono 2 linee trasversali che arrivano ovviamente nei centri più importanti di Castelfranco, quale per esempio il centro commerciale e l'ospedale, e collegano le frazioni ovviamente dei 4 comuni che prima vi ho detto. L'area Castelfranco, che ricordo essere l'unico comune sopra i 30.000 abitanti della provincia a non avere un trasporto pubblico urbano organizzato, a darglielo. Questo ci consentirà anche di rientrare in determinati parametri rispetto all'accordo padano e quindi un'attenzione all'ambiente anche dall'area nostra.